Seminario Arcivescovile di Cagliari si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Unicore a sostegno dei corridoi universitari per rifugiati. Vediamo. Università e Diocesi di Cagliari insieme per supportare il progetto internazionale denominato Unicore, che consiste nel rilascio di visti d'ingresso per motivi di studio a giovani titolari di protezione internazionale. 3 gli ospiti arrivati in Sardegna provenienti dall'Etiopia che verranno iscritti all'università presso le facoltà scelte e che verranno ospitati negli alloggi universitari. È un progetto particolarmente interessante anzitutto perché mette in rete diverse istituzioni, la Caritas, l'Università e il Collegio Sant'Efisio, e poi perché si tratta di accogliere degli universitari perché possano completare il progetto loro di studio, in modo che l'integrazione avvenga a livello della cultura, lì dove l'uomo si pone delle domande di significato e dove è possibile costruire o ricostruire la possibilità di un incontro. Le università titolari del progetto si occuperanno dell'inserimento del beneficiario nel contesto accademico e nel percorso di studi, sostenendo i corsi di vitto, alloggio e borsa di studio. Si tratta del progetto Unicore, che sta per University Corridors for Refugees, quindi corridoi universitari per rifugiati. È un progetto promosso dall'Agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR, e quest'anno hanno aderito al progetto 10 università, tra cui appunto l'Università di Cagliari. E si tratta appunto di un progetto che consente a studenti rifugiati in un altro paese, nello specifico l'Etiopia, in possesso di un titolo di studio, quindi di una laurea presa in particolare proprio in Etiopia, di poter arrivare in Italia e proseguire il loro percorso di studi in una laurea magistrale. L'intuizione ad ampio respiro che coinvolge le Caritas nazionali e la Diaconia valdese avranno il compito dell'inserimento sociale e del sostegno all'integrazione.